Pronti? 1, 2, 3. Questa volta è buona con Veloce Solimano allo steccato che Numero va subito 2, al comando nei Abramo confronti di Petral, Viller. Poi il Re squalificato. Fosco Lag in terza posizione, è partito bene con il 9 Very Rock ed è partito anche bene col 10 Vaciglia, che in mezzo alla pista sposta Viller, che sembra voler andare a chiedere strada a Solimano dopo i primi 200 metri passati in 15 e 4. Solimano in vantaggio nei confronti di Viller. Si mette a tirare un po' Solimano, vediamo le scelte di Gianvito D'Ambroso che è steso in salchi, attacca Viller, 30 per i primi 400, alla corda c'è Re Fosco Lag con di fuori Vaciglia, quindi ancora Visrod con a lato Very Rock, quindi Zelda of Nando a precedere Vaniglia Ido e Auguri OP che è in terza pariglia esterna, mentre passa Viller a condurre con una frazione comunque in 14,6, quindi 44,6 per i primi 600 metri di corsa. Con spesa Viller è andato al comando, 59,5, gli 800 di gara, viene ovviamente tesissima Vaciglia che è allo scoperto. Solimano è secondo alla corda, in terza posizione Re Fosco Lag, quindi ancora Vis Rod con a destra Very Rock. La terza pariglia esterna per Auguri OP, che è quello partito meglio tra i cavalli penalizzati. Si trascina il 7 di America di Risaia, mentre non c'è più Viking 3B. 1,30 per i primi 1200 metri di corsa, ritmo molto sollecito, quello imposto da Viller al comando. Solimano in seconda posizione, anche se peggiora di camminata sulla curva. Poi Re Fosco Lag, Vaciglia che cala e scende in quarta posizione. Prova ad avanzare con coraggio Very Rock, poi ancora Augurio P, America di Risaia, ma sono tutti molto indietro perché Viller sta facendo ritmo selettivo all'avanguardia, va a completare il primo miglio in 2 minuti e 4 decimi, è in netta evidenza nei confronti di Solimano, di Re Fosco Lag, di Vaciglia, poi Very Rock e America di Risaia, quindi ancora Rabat dei Greppi che cerca di venire a fare l'arrivo. Anzi Vaniglia Ido che viene in mezzo alla pista forte a 200 dalla conclusione, però in chiara evidenza Viller che entra in retta arrivo con 3 lunghezze nei confronti di Re Fosco Lag che si getta su Solimano e prova ad andare in caccia del leader che però ha chiuso la partita. Viller che viene a vincere in maniera netta nei confronti di Re Fosco Lag, mentre per il terzo posto Vaniglia Ido brucia centropista Solimano e Vaciglia. 1.16.1 ragguaglio cronometrico, 31.3 la chiusa, leggermente più lenta ma la vittoria era ottenuta prima per Viller, Marco Guzzinati alla guida, Nicola Merola al training, i colori del signor Matteo Cavassi. Il successo in percorso di testa del figlio di Fairbank G, che completa un ottimo percorso. Vincere la Tris Quartet Quinte di oggi, il numero 4, poi il 6 al secondo, il numero 8 al terzo, 4-6-8 la Tris, 4-6-8-1 il quartet, 4-6-8-1-10 il quintet. Tutto questo ovviamente salvo errori, omissioni o interventi della giuria.